Si è svolta oggi presso l'Aula Consiliare Luigi Giglia del Libero Consorzio di Agrigento la conferenza provinciale di organizzazione e razionalizzazione della rete scolastica per l'anno prossimo 26-27. Presenti il Presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino, unitamente alla dirigente del settore pubblica istruzione Maria Antonietta Testoni, al dirigente dell'Ufficio Scolastico per la Sicilia Calogero Petix, i sindaci e delegati dei comuni di Agrigento, San Giovanni Gemini, Favara, Licata, Campobello di Licata, Montevago, Caltabellotte e Santa Elisabetta, la dirigente scolastica Nellina Librici, Rosalia Floridia, Giovanni Pennacchio, rappresentante di SGA, dei genitori e il rappresentante della consulta studentesca Angelo Lauricella. I rappresentanti della conferenza hanno discusso sulla proposta di unificare i due istituti scolastici di Porto Empedocle, la Livatino e la Pirandello, depositata dalla dirigente dell'Istituto Comprensivo di Porto Empedocle. La proposta è stata illustrata dal dirigente Petix, cui ha seguito un articolato dibattito con la seguente votazione. La proposta di unificare i due istituti Pirandello e Livatino nel comune di Porto Empedocle è stata bocciata con 8 voti sfavorevoli, 2 favorevoli e 2 astenuti. La conferenza ha poi proceduto successivamente ad approvare l'assegnazione di un nuovo codice meccanografico di un istituto scolastico nel comune di Palma di Montechiaro, proposta approvata dai presenti.